progetto Biosire prevede lo studio dell'applicazione dell'olio ricavato dalla colza per usi energetici, soprattutto per i motori marini ma anche per i motori agricoli. È un esperimento interessante che, calibrando un po' di costi, può arrivare in porto producendo dei benefici sia per gli agricoltori, coloro i quali metteranno a cultura la colza, sia per la comunità più in generale, perché dall'utilizzo di questo le emissioni atmosferiche soprattutto di CO2 sono ridotte a metà. Quindi è un'iniziativa interessante, positiva, c'è un altro periodo di studio, però siamo sulla strada giusta. Il progetto Biosire della Regione, che ha uno studio durato 3 anni, per noi è risultato di notevole interesse perché vuole nell'ottica della mobilità sostenibile il coinvolgimento delle aziende agricole come punto di eccellenza per la produzione di biocarburanti, addirittura per la mobilità dentro la laguna di Venezia, e questo credo sia un fatto moderno, importante, innovativo, a cui le aziende agricole vogliono partecipare, utilizzando quell'innovazione che oramai è dentro al sistema dell'agricoltura, che riguarda anche la produzione come attività connessa di energia e quindi anche di biocarburanti. Questo aspetto è un aspetto fondamentale per diversificare l'offerta e l'approvvigionamento energetico di questo Paese, e l'agricoltura in questo senso vuole fare la sua parte come settore strategico nella produzione in questo caso di biocarburanti, ma anche di energia elettrica, sia da matrice organica, diciamo, di scarto, ma anche da colture dedicate.